Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Oggi vi faccio vedere qua un caso di riabilitazione completa su 6 impianti dentali che è stato risolto con la linea Premium, quindi denti in composito sostenuti da barra in titanio, e lo vediamo dopo la sigla. Eccoci qua, questo è il caso. Vedremo come abbiamo rimesso i denti a questo paziente che aveva perduto completamente l'osso. Vedi che l'osso qua è completamente riassorbito, sono rimasti solo alcune radici nella parte anteriore e un dente nella zona posteriore. L'osso è andato oltre i limiti consentiti per mantenere i denti in buone condizioni e soprattutto anche gli impianti. Infatti mantenere queste radici in bocca con tasche parodontali che erano più di 6 mm mettere impianti dentali avrebbe significato poi avere dei grossi problemi a livello di prognosi di impianti. Abbiamo proceduto a estrarre tutti i denti. Queste sono le arcate provvisorie che abbiamo montato in giornata nella bocca del paziente. Bellissimi denti realizzati questi con il computer, posizionato, vedete qua in radiografia 6 impianti nella parte inferiore, ci sono sopramontate le viti di guarigione che poi verranno tolte quando si monteranno gli impianti. Nella parte di sopra sono stati realizzati un mini rialzo di seno mascellare da un lato, posizionati impianti tangenti al pavimento del seno mascellare dall'altro, e su di questi vedete le barre in titanio che reggono poi i denti provvisori dei denti in PMMA. Questo dopo la chirurgia ci sono ancora, vedete, i punti, che questi si scioglieranno dopo circa 30 giorni. E qua andiamo direttamente a vedere i denti definitivi, arcata completa premium, scusate, guardate che bellissimo sorriso, denti che hanno una naturalezza impeccabile perché sono delle copie identiche di denti reali che sono in commercio. Questi sono questa è la radiografia dove si vedono gli impianti perfettamente integrati, l'osso che ricopre perfettamente le superfici delle spire. Poi sopra ci sono le barre in titanio dei denti definitivi. Guardate come sigilla sugli impianti perfettamente la barra senza avere spazi o esserci dei gradini che accumulano cibo. I denti hanno poi all'interno dei pin che permettono di andare a dare resistenza ai denti. Questo è il prima e dopo radiografico, l'attacco è tridimensionale, siamo arrivati fino al 12° dente, e questa è la foto intraorale con la simulazione dei tessuti orali iperrealistica. La linea Premium è una linea in composito iperrealistica che ci permette di andare a simulare anche i tessuti perduti. Ricorda che il paziente che ha perduto i denti per piorrea come questo non ha perso solo i denti, ma ha perso soprattutto anche osso. Vedi? Quando si tolgono le radici, questo è quello che poi succede nella bocca del paziente. Prima, dopo. Denti gialli, denti bianchi, denti mancanti, ecco di nuovo i denti, la lingua qua era libera e qua la lingua ha di nuovo una sua collocazione mantenuta dalle arcate dentali. Questo era il prima, questo è il dopo. Veramente un bellissimo caso svolto correttamente.